cane. Alessia mi fa i dispetti del bagno. Ecco, questo è l'aiuto che ho io dal cane. Dai, dai. Questo è il faro ciclopico del camper di Olfo e questa è la targa del camper di Olfo con la quale puoi verificare online se ha pagato il bollo. Magica Trippi vestita di raso, pirouette, tu mi fai piscina di Singano. No, non è vero, è il fiume. CP che è diventato socievole, gioca con tutti i cagnolini perché è vecchia all'età. E area aperitivo di Singano. Alessia sta parlando male della mia pentola, Marco. Cioè che dice sì. È una pentola che pentola bene, eh? Sì, vedi? No, lui non. Dai che vogliamo fare la baldoria. Non sono convinto, voglio vedere se ho qualcos'altro. Ma Marco ha anche il coperchio quella pentola, è l'unica col coperchio, quindi dovresti apprezzarla. No, non mi rifiuto di mangiare le cose di Yuri col coperchio, perché il coperchio pesa. E Movimento quindi no coperchi. Quindi capisco un attimo, no, il direttore del movimento No Tenders. C'è da mangiare buono. Che fai te nel camper dell'Ulfo? Sente l'odore Penso di- mi ha provato tutti i camper e a Zappa a monta, vero Emi? Non so, è vero, c'è questo odore. Ah, ecco perché. Ho capito perché questo cane è andato nell'Olfo camper. Fuoco. Sì, andava a salvarlo. Sono momenti in cui Quindi riesce a un volarlo. silenzio complice fa proseguire gli eventi, no? Questa sorta di omertà, di ignoramento, dove noi ignoriamo che Olfo sta aprendo la bottiglia, ma glielo lasciamo fare, perché dopo esatto, vedi gli altri si arrabbiano e dicono ma come avete iniziato a fare l'aperitivo senza di noi, che asociali, che maleducati, i soliti discorsi, ok? Quindi io ho fatto finta di niente, così Olfo la apriva e niente, facciamo l'aperitivation. Ma è un po' quello che si fa da sempre in Italia, insomma, quindi non insegno nulla di nuovo. Sì, in Italia. Beh, solo lui. No, adesso su. Mi ha dato una composizione artistica. Vai, vedi tu. versa. Dai che dopo io brevetta. Guarda che i matrimoni fa piramide, magari volevo questa farla. vai tu. Ecco, guarda che bello. Vai, versa. Guarda. Vai, No, versa. cioè, vedi, tu dopo dici che i vecchi non gli manco Galimberti e dice che i vecchi rincoglioni non gli ha più inventiva, invece no, anche noi altri, guarda, altro che zoni, guarda che robe che si inventa, guarda. Non so cosa serve, però Singano, bella idea che hai avuto in metterti qua. Sì, grazie amici, ne convengo, sì, vi ringrazio, no? Grazie. No, allora facciamo la pizza in camper o no? Nella serie si può fare? Tutto! Ma forza, se devo farla, Allora, come io non patatine. vede che ti sto preparando la tua. Pertanto qui hai, basta che metti sul fuoco 10 minuti, dopo la torni, tira fuori e dopo la guarnisci altri 10 minuti ed è fatta, ok? Come te la tiro fuori? La metti dal fuoco, 10 minuti sul fuoco, dopo 10 minuti la guarnisci e fai altri 10 minuti con la guarnitura. Ah, ok. Ok? E la gira magari anche. No, deve essere coperta e basta. Ah, non la gira come... Cioè... No, non serve che giri niente. È tutta pronta, basta che tu li fai la prima cottura di 10 e la seconda di 10 con la guarnizione. Mi savesa, però per fare il filmato ho fatto finta di non Para, sapere. se fa tutto. Mi so tutto. Hai visto? Vai. Sì, a mia difesa, a mia autodifesa, che parlano tanto della mia pignata. La mia pignata non brucerà la crosta sotto e la farà contemporaneamente non cruda. Comunque questa è la ricetta del chef Marco, a pizza con l'insalata sola. Aspetta, ma io avevo chiuso Prima il quello in video. strada, quello venendo da Lo chiudo Peschiera. con Sì, il dopo faccione Garda, di Olfo Sì, che dà informazioni a sinistra venendo da Coca. stradali. E lui lavora là? Del 12-13, vacanza. Ah, il cane del peluche mi ha zannato. Ah, il cane del peluche mi ha zannato. Ora parte una denuncia per attacco e quelle robe là come fanno quelli che vengono morsi dai cani. Pacciapar tanti skei e con quei soldi mi comprerò la piscina nuova. Ma no come quella che viene una volta qui là con quei teoni gonfiabili. No, piscina qui è proprio del cemento. Qui ha fatto puito. E Umbria? Stiamo pianificando un viaggetto da fare 3-4 giorni assieme e non sappiamo dove cazzo andare perché io insisto che vorrei
Ma Quello è bello. un posto È la birra nuovo, che capito? cambia. Mi sono Urbino. stancato di vedere i soliti È posti. Urbino. Purtroppo la Toscana Lago l'ho fatta un Trasimeno. sacco di Come ti è venuto volte. in mente? Sono peggio di me. Allora, stiamo cercando di studiare un attimo qua la pianificazione del viaggio e guarda Marco, nella ricerca, no, gli ho detto di cosa mangiare, cioè, capisci? Ci capiamo? Buongiorno Italia, buongiorno Scipi, buongiorno Cesco, Marilena, Ray, Leo e basta. Cara Leimina, quanto ti piace giocare con la Ray? Ah, Ehi, no, lasciala. Gioca anche te, Amy, dai, zappa caicia. brava. Sagadita, stop. Sì, c'è Giacomo che deve perdere il suo primo dentino, ma non è tanto convinto di perdere il suo primo dentino. Non si stacca. E non si stacca, ma che i denti moderni che fanno? Ti tiro un calcio in faccia così. No, sono io che devo tirarlo a te, cioè sei tu che hai il dente, mica io. Allora Vedi la pallina, la prende al volo come il CP, Vabbè, vediamo. aspetta che il CP deve fare la sua partita di basket quotidiana. Olfo a sapere la telecamera unta de memoroso, però ti va male perché qua della torta salata e del prosecco, cioè torta salata ce la siamo praticamente pinciata tutti, io, Marco, il fidanzato, e domani quando vieni, se siamo vivi, vuol dire che l'ho fatta bene, giusto? Mamma mia che cagata, mi brucia il culo per fin. Ho fatto la cacca verde come Hulk. Chiedimi se sono felice? Sì, sono felice perché il camper con le piantine è cambiato veramente tantissimo. Adesso lo sento più casa, mi piace, inizia a piacermi il Pullman, lo sento. Probabilmente gli mancava quel tocco di verde. Anche qua voglio metterlo un giorno. Il mio ufficio. Chiedimi se sono felice. Sì, sono felice, porca troia. Anche se un giorno secondo me vorrei fare tipo una specie di isola, mettere la sedia svedese al centro perché veramente mi ammazza come schiena sta roba, veramente. Singano telefono sbriciolato, ho trovato sto iPhone 12 scontato del 50% qua in un negozio. Chiedimi se sono felice? No, che non sono felice, cioè stavo bene anche prima, porca miseria, va bene dai. Con la questa presente per avvisare anche l'Alessia che se bassa marea e se da ovunque, credo, adesso non so, mi abbutterà. Guarda che intelligenti gli alberghi moderni, cioè tutti in vetro, quindi puoi immaginare fronte mare d'estate la quantità di calore per effetto serra che producono, ma tanto lì i climatizzatori che va, ore 8:34 di un martedì o mercoledì, non lo so, ma non è importante. È importante il fatto che non sia importante sapere che cacchio di giorno è. Questa veramente non è un gioco di parole. Comunque guarda, volevo raccontarti la magnificenza, la bellezza di queste mie mattinate, le quali no, sono un po' uno yin e lo yang, no? Che ti mostrano questa linea del mezzo dove ci sono io, tra la vita frenetica, fredda e costruttiva alla sinistra, e la pacifica, se vogliamo, spenta e contemporaneamente creatrice situazione della natura, del selvaggio, dell'incontrollato, e noi siamo qui nel mezzo, ok? Possiamo in qualche modo apprezzare la civiltà percependo un attimo con l'immaginazione un protrarsi della vita nel nulla, quindi in questa situazione dove sarebbe impossibile praticamente procacciarsi il cibo e via discorrendo, che orecchie intenda, e quindi si apprezza la civiltà. Contemporaneamente la caotica e insomma restrittiva in termini di regole sociali società, abbiamo quest'altra parte, la natura, che ci dice: ciao, guarda, qua puoi prenderti un attimo una pausa. E è bello saper assaporare questo contrasto, perché forse non è neanche tanto importante che io ora mi passi un'oretta in spiaggia alla mattina, ma è la cosa importante, che da anni vado avanti a dirlo e a provare a tramandarlo, è il saper apprezzare la vita. Buongiorno signora piantina di basilico. Buongiorno Athos il Potos. Ma manca Potos Eramis. Buongiorno Edera variegata.
Buongiorno ed era variegata grande cicciona. Io praticamente ragazzi volevo, siccome non so se l'ho detto, se ho cancellato i video, se li ho tenuti, provare l'iPhone 12 mini che ho preso, che purtroppo ho dovuto prendere perché l'8 mi si è sbriciolato, ho avuto un piccolo incidente e quindi... Buongiorno CP, caro il CP. No, c'è stato un piccolo fraintendimento nel prezzo quando sono andato a prenderlo perché, vabbè, colpa mia che sono rincoglionito ovviamente. Convinto di aver letto scontato del 50%, allora ho detto, cazzo, ero andato per prendere il 13, prendo il 12, è scontato del 50, mica mona. E niente, alla fine era scontato di 50 euro. No, ci ho guadagnato comunque perché su Amazon costava di più. Ho scoperto che anche tipo il grandangolare fatto GoPro, ma pensa a te quante cose che io imparo. Posso fare anche la foto mentre fa il video, tac, credo, tac, tac. Oh, buongiorno. Vedi, una cosa estremamente figa che ho imparato, perlomeno per me, è che questo mi sta sempre nel marciapiede. E quanto bello è che tu cammini, guarda, ti sta a fianco, guarda che mistero, guarda, nel marciapiede, cara. Ragazzuoli, io abbandono un attimo Darwin perché sinceramente è banale e noioso. Banale una volta che hai... Banale non lo è affatto, ma una volta che tu avevi già intuito e digerito la visione, ok, della concezione dell'evoluzione della specie, è tutto un trita e ritrita di dettagli. Pertanto, bentornato Harry. Sì, ma anche benvenute lenzuola color pulmin. Sono stranissime, sono questa specie di cosa bellissima da vedere, anche da toccare, sembra quasi seta, molto strana. Beh, buenas noches. Mentre non molto bene per la piantina di basilico. Ma girano comunque voci che dicono che come pianta sia abbastanza difficile da tenere, perché l'avevo presa al supermercato che era proprio stonfa, con la terra stonfa, però poretta non la vedo tanto bene. Sì, perché bisogna parlare bene alle piante, no? Perché hanno fatto, sai, quegli esperimenti con l'acqua, no? Analizzando poi le particelle al microscopio, l'acqua e poi anche le piante, per carità. Avevano preso e rifatto più volte questo esperimento, mi pare che l'aveva iniziato un giapponese, però vabbè, insomma, questi sono dettagli assolutamente ininfluenti. Avevano preso delle piante tutte uguali, un tot in una stanza e un tot in un'altra stanza separate. Allora in una stanza dovevi tipo adorarle, dirgli che bella che sei, eccetera eccetera, quindi trasmettere certe vibrazioni, no? Telepatiche, no? Qualcosa del genere, e dall'altra invece odiare un po' queste altre piante, o meglio comunicare questi sentimenti di rabbia, cioè provare proprio la rabbia, dirgli sei brutta, fai da cagare, sei una merda, sei una nullità, no? Un po' come si fa con le persone. Effettivamente questo, per carità, l'esperimento io non l'ho rifatto, no? Nonostante io sia un po' San Tommaso che vede solo dove ci mette il naso, però può essere facile da intuire, perché ad esempio se pensiamo agli squali, loro hanno questa sorta di sesto senso che altro non è che una ghiandola che capta le vibrazioni, le onde che emana il nostro sistema nervoso, ossia il cervello, quindi le sensazioni di paura eccetera. Lo squalo riesce a percepirle tramite questo suo organo, chiamiamolo, in più, che gli funge del sesto senso. E magari insomma queste onde che vengono captate possono effettivamente influire sulla materia. Il tutto è teoricamente anche molto interessante, ma in pratica no, perché a me non me ne frega più di tanto. Quindi vedi com'è sempre il mondo, come funziona tutto. Il tutto gira attorno alla soggettività. Nella mia soggettività, sta roba qua non me ne... Siamo nel supermercato dove fanno entrare anche gli animali vivi, quindi non solo quelli morti nel reparto frigo, anche quelli vivi nell'apposito carrello. Questa così, no? Perché sei come roba. Vai dentro. Dai, metterlo Alessia che sei già stata. Sì, sei entrata con me. Allora, dai. Sei felice, Anni? Ti piace? Ah, che belle queste cose! Hai annusato le cose, Anni? Sei là che tiri il naso?
Ah, si è acceso il CP. Ah sì, qui si è acceso il CP. Ah sì, qua si accende il tuo parone. Sì.